Doppia ondata di maltempo questa mattina in Veneto, temporali e forti raffiche di vento hanno sradicato alberi, provocato danni alle coperture dei capannoni e causato blackout in diverse aree del territorio. Operaio di 43 anni investito e ucciso dal treno mentre era al lavoro lungo i binari a San Giorgio di Nogaro, circolazione sospesa sulla Trieste-Venezia, Padova Est, incidente blocca la 4. Banditi in azione nel cuore della notte a Mestre, nella gioielleria Compro Oro Mainardi di via Mestrina, ladri in fuga con un bottino di oltre 200.000 euro. Venezia, in laguna lo yacht dell'ambasciatore americano Fertitta, manifestazione dei centri sociali, sicurezza potenziata in vista della protesta. Festa del Redentore, apertura del Ponte Votivo con il Patriarca Moraglia e il Sindaco Venturini, domani dalle 20:10 su Antenna 3 la lunga diretta della Notte dei Fuochi. A giugno Media Nord-Est, primo gruppo di TV locali in Italia per ascolti medi certificati Auditel, e Antenna 3 ancora la televisione locale più seguita nel paese. Intervista esclusiva a Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, ospite a Media Nord-Est dal caso Roggero alla legge elettorale, parla anche di primarie, farle ora sarebbe un errore, dice. Morto a 91 anni all'ospedale di Verona Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto dell'Hellas nel 1985, cordoglio dal mondo sportivo e politico. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la doppia ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto questa mattina, dalla Marca Trevigiana al Vicentino. Da stamattina più o meno verso le 9 è venuto su proprio una tromba d'aria abbastanza forte, impellente, e ha fatto parecchi danni, insomma qua. Qui vediamo la piazza 29 aprile che sono caduti dei pini marini e un cedro del Libano. Piante abbastanza importanti, secolari. Eccoli gli effetti del maltempo che si è abbattuto nel territorio di Camisano Vicentino. Le due ondate di forte vento e pioggia, prima alle 7 e la seconda dopo poco più di un'ora, hanno sradicato diversi alberi, anche secolari. Particolarmente colpito anche i territori di Crespadoro, con ripetuti blackout elettrici, e quello di Brogliano, dove alberi e grossi rami sono piombati sulle carreggiate abbattendo pali dell'elettricità e richiedendo l'immediato intervento della protezione civile. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Cornedo Vicentino, anche se fortunatamente non si registrano feriti. A Valdagno paura per la cuspide del campanile della chiesa di Piana, che è stata piegata dalle raffiche di vento. A causa del rischio caduta della croce è stato chiuso il traffico il tratto di via Chiesa di Piana. In via precauzionale è vietato anche il passaggio pedonale nel tratto di marciapiede al confine con l'edificio. La parrocchia è al lavoro per organizzare l'intervento per la messa in sicurezza della struttura. A preoccupare l'amministrazione è anche l'arrivo di fenomeni di maltempo più intensi e gli effetti che avranno sul fragile territorio. Abbiamo riscontrato delle criticità sui ponti, quindi delle criticità che si sono molto aggravate dopo l'episodio del 17 aprile dello scorso anno e ci fanno paura, in quanto una forte precipitazione potrebbe anche causare danni ben più seri e quindi dovremmo intervenire quanto prima possibile. Siamo preoccupati perché le frane e gli smottamenti che abbiamo subito possono aggravarsi sempre più qualora si dovessero ripetere episodi di maltempo gravi, e non è questione di se ma è questione di quando, e quindi noi stiamo con ansia aspettando l'arrivo di una seconda tranche di aiuti economici da parte del governo. Ieri abbiamo avuto gli ispettori che sono intervenuti per verificare la situazione del territorio e ci auguriamo di quanto prima disporre di questo denaro, perché più passa il tempo, più questi episodi accadono e più la situazione si aggrava. E c'è un'allerta meteo anche per la giornata di domani. Continuano infatti le ondate di calore su buona parte della regione, con disagio fisico sulla pianura e sulla costa, ma arriveranno anche temporali diffusi già dalla mattina a partire dalle zone montane, poi in estensione alla pianura nelle ore seguenti. Tra domenica e lunedì si allenterà l'ondata di caldo. Incidente alle 9 questa mattina lungo la 4, all'altezza di Vigonza, è stato il caos. Incidente in mattinata tra un furgone e un auto articolato lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, chiusa temporaneamente per permettere di soccorrere i feriti e liberare la carreggiata.
un camion e un autocarro si sono tamponati e il camionista è rimasto leggermente ferito. Dalle 9 a oltre mezzogiorno traffico in tilt con lunghe code anche in ingresso al casello di Padova Est. L'incidente è avvenuto al chilometro 366 in direzione Venezia poco dopo lo svincolo con l'A13. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che si sono calati col verricello dell'elicottero direttamente sull'asfalto dell'autostrada per stabilizzare i feriti e per portare in ospedale l'autista del camion, fortunatamente in codice giallo, non in pericolo di vita. Presente anche la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno lavorato delle ore per liberare la carreggiata dai due mezzi. I tecnici di CAV hanno gestito la viabilità permettendo alla polizia stradale di effettuare i rilievi del caso. Un operaio di 43 anni di nazionalità tunisina, dipendente di un'impresa ferroviaria, ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere stato travolto da un treno a San Giorgio di Nogaro. L'incidente mortale è avvenuto sulla tratta Venezia-Trieste mentre l'uomo stava eseguendo dei lavori sui binari. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria. La circolazione lungo la Trieste-Venezia è ancora sospesa. Per la cronaca, sempre per la cronaca, andiamo in via Mestrina a Mestre, colpo nella notte con un bottino da oltre 200.000 euro, ladri in fuga. Hanno depredato tutta la vetrina, tutte le vetrine, quindi la vetrina esterna e le vetrine interne del negozio, quindi si presume sui 200-220.000 euro di ammanco di materiale, di merce, di diamanti, di preziosi, Rolex, orologi e di tutto e di più. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno in pochi minuti. Tra le 2 e le 2:30 della notte 6 banditi hanno assaltato la gioielleria Comproro Mainardi in via Mestrina, a 2 passi da piazza Ferretto a Mestre. 2 banditi hanno fatto da palo mentre gli altri hanno scardinato la saracinesca e sfondato il vetro blindato, portando via i preziosi esposti, intatta la cassaforte. Dove c'era il materiale più importante, quindi quello almeno non è stato toccato e insomma siamo avviliti, delusi, ma almeno questa cosa qua un po' ci solleva, ecco. La banda è arrivata e poi si è dileguata a bordo di una station wagon lasciata nella vicina via Cassavorgnan. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere del vicino Bar Perla, già consegnate agli inquirenti. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia insieme a tutti gli elementi raccolti durante il sopralluogo della scientifica. In una strada completamente priva di telecamere comunali, il sistema d'allarme ha suonato 3 volte, ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Che siamo su una via pedonale, è una via centrale, è una via abitata, l'allarme è suonato subito, quindi insomma non pensavamo di rischiare così tanto. Le telecamere del Bar Perla, poche ore prima dell'assalto, potrebbero anche aver ripreso uno dei delinquenti in faccia mentre si aggirava in sopralluogo attorno alla gioielleria, con e senza cappellino indossato. C'era un ragazzo di 1,70 m, per quello con il cappello, che guardava dentro. Questo è successo ieri sera, quindi sembrava quasi un appostamento, un controllare un attimino cosa c'era all'interno del negozio. Tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione per l'ennesimo colpo nel cuore di Mestre, episodio che inevitabilmente riporta alla mente il caso del gioielliere Mario Ruggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ferito un terzo dopo una rapina subita nel suo negozio nel 2021. Un riferimento che lo stesso Mainardi richiama. A me per fortuna non è capitato di essere a tu per tu con i delinquenti, però capisco che in quei momenti ti viene tanta rabbia, anche perché sono anni di lavoro, anni di sacrificio e ti vengono portati via così, quindi un po' lo capisco, insomma, perché sono cose pesanti che succedono e non è facile tenere il controllo. A Malo un intero paese si mobilita per il suo sindaco. Facciamo capire a chi vuole farci paura che non accettiamo violenza, non accettiamo intimidazioni nelle nostre comunità.
Le istituzioni non si piegano davanti alle intimidazioni. È il filo conduttore degli interventi che hanno accompagnato la mobilitazione in sostegno al sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Una manifestazione che arriva dopo l'incendio che ha devastato l'azienda del primo cittadino a Isola Vicentina, cancellando in una notte 40 anni di lavoro e lasciando senza occupazione 10 famiglie. Sullo sfondo ancora la matrice dolosa per la quale si indaga. Centinaia di cittadini e decine di sindaci del territorio si sono riuniti nella sala consiliare del comune e nella piazza esterna per lanciare un messaggio forte e chiaro. Chi colpisce un amministratore colpisce un'intera comunità. La mobilitazione si è poi spostata nell'azienda di Marsetti, dove sindaci e cittadini lo hanno raggiunto per fargli arrivare tutto l'affetto possibile. Chi con una stretta di mano, chi con un abbraccio. Il messaggio era lo stesso: sindaco, non sei solo in questa battaglia. Dovremo essere sempre di più uniti. Non è sufficiente esserlo qui oggi. Io vivo, chi mi conosce, con forte tormento ad essere qui oggi in una manifestazione come questa, perché bisogna esserci domani, dopodomani, da qua una settimana. Bisogna esserci concretamente, come ha detto Matteo, perché ci sono 10 famiglie che devono prendere uno stipendio. E non è solo una questione economica, è una questione di far vedere anche concretamente quello che possiamo fare. La politica, nostra intervista esclusiva al presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, dal caso Roggero alla legge elettorale, con Bonaccini che parte però dalle primarie. Io penso che parlare di primarie adesso sia un errore clamoroso. Penso e dico al mio partito che dobbiamo accelerare insieme al resto del centro-sinistra perché stiamo perdendo troppe settimane. Non potrebbe essere più chiaro il messaggio del presidente del PD Stefano Bonaccini agli alleati, ma forse soprattutto ai maggiorenti del suo stesso partito. Ospite delle nostre trasmissioni, l'europarlamentare, già governatore dell'Emilia-Romagna, parla dell'urgenza di predisporre subito un'alternativa. Basta le 1000 pagine di programma, bastano 4-5 punti. Salari e lavoro, difesa e rilancio di scuole e sanità pubblica, perché per noi non è il conto corrente bancario che deve decidere chi si cura e chi si istruisce, e quindi serve il pubblico. Ambiente, perché quello che sta accadendo è drammatico, ogni settimana c'è un costo drammatico per i nostri territori. Sicurezza. Solo dopo si potrà aprire la partita sul nome del leader, ma anche qui fa intendere il presidente Dem con dei criteri. O con le primarie, oppure, come succede un po' in tutti i paesi democratici al mondo, il partito che in quella coalizione prende più voti è quello che esprimerà il candidato alla premiership. E non può non pesare il dibattito sulla legge elettorale, lo stabilicum, passata alla Camera ma con la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze proposto dalla stessa maggioranza, finita sotto per un voto, un emendamento bluff per Bonaccini che dalle parti di Palazzo Chigi sente i primi nitidi scricchiolii. Sicuro Giorgia Meloni vorrebbe votare ieri, perché lei sa che gli indicatori economici e sociali sono tutti negativi. Io presumo che non si arriverà a fine legislatura naturale, cioè in autunno del prossimo anno. Credo che però la prossima primavera sia molto probabile che si vada al voto comunque di un po' di mesi anticipato. Di certo i toni sono già da campagna elettorale per il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, con il ministro Carlo Nordio richiamato dal capo dello Stato dopo aver avviato l'istruttoria per la concessione della grazia di riserva esclusiva del Quirinale. La comprensione verso chi si sente aggredito o defraudato dell'impegno di una vita va capita, però è altrettanto evidente che in un paese civile e democratico i confini, ad esempio, della legittima difesa sono molto chiari. Credo che la politica dovrebbe solo abbassare i toni, perché altrimenti rischia di diventare una strumentalizzazione di quella che in ogni caso è una vera e propria tragedia. Parliamo adesso di noi, perché c'è un nuovo record che ci rende orgogliosi del lavoro che ogni giorno svolgiamo sul territorio e a fianco di voi telespettatori. A giugno Media Nord-Est, primo gruppo di TV locali in Italia per ascolti medi certificati Auditel, e Antenna 3, ancora una volta la televisione locale più seguita nel paese.
Primi assoluti in Italia per ascolti medi certificati. Le televisioni del gruppo Media Nord-Est confermano la propria leadership a giugno con un nuovo straordinario successo di pubblico. 1 milione di spettatori ogni giorno, primo network tra tutte le più importanti emittenti locali del panorama nazionale, con un distacco netto rispetto alle altre televisioni sul territorio italiano. E Antenna 3 si conferma prima TV locale in assoluto dell'intero paese. Buongiorno, ben ritrovati. La vocazione all'informazione, l'attenzione al proprio pubblico, la scelta di esserci sempre fanno di Media Nord-Est ancora una volta il gruppo leader assoluto per ascolti nel panorama delle televisioni locali in Italia. Al secondo posto il gruppo lombardo Mediapason, partecipato sempre da Media Nord-Est con oltre il 20% delle quote, e sull'ultimo gradino del podio Telenorba della Puglia. Buonasera, siamo in diretta come sempre. A confermare il primato assoluto delle 5 emittenti che fanno parte del gruppo di Media Nord-Est sono i dati dell'ascolto medio quotidiano certificato da Auditel nelle singole fasce orarie. È infatti la nostra informazione a non avere pari nella preferenza di pubblico, un rapporto indissolubile con i telespettatori che scelgono ogni giorno i telegiornali del gruppo Media Nord-Est. Al successo nei dati d'ascolto di giugno di Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12 si aggiunge il record di prima emittente locale assoluta in Italia per Antenna 3, con oltre 470.000 spettatori ogni giorno. Nel Nord-Est, giorno dopo giorno, anche a giugno, 1 milione di persone si informa sintonizzandosi sui nostri canali. Una conferma che ci spinge a migliorarci sempre grazie a voi. E l'informazione dal territorio ci porta adesso rigorosamente in diretta a Venezia dal nostro Filippo Fois. In laguna è arrivato lo yacht dell'ambasciatore americano Fertitta, è arrivato, come sapete, tra le polemiche, manifestazione dei centri sociali in corso, ma Filippo Fois ci racconta tutto. Buonasera Filippo. Sì, eccoci, prendiamo la linea in diretta da Riva degli Schiavoni, Cristian, e come vedete il corteo che si era formato in campo San Zaccaria si sta muovendo e cercherà di raggiungere il luogo in cui è attraccato il mega yacht dell'ambasciatore statunitense Tillman Joseph Fertitta. Si tratta di una protesta che ha un duplice significato. Da un lato quella che viene definita la mercificazione di Venezia, cioè l'utilizzo della città o di parti della città a chi può permetterselo, chiaramente ha la capacità economica di permetterselo. Dall'altro naturalmente c'è anche una critica molto aperta e forte a quello che rappresenta Joseph Fertitta, che è ambasciatore dell'amministrazione Trump e quindi delle sue politiche. Noi ci stiamo muovendo, l'ambasciatore l'abbiamo visto poco fa arrivare nel suo mega yacht. Fertitta è considerato da Forbes il ristoratore più ricco del mondo, con un patrimonio netto tra gli 11 e i 14 miliardi di dollari. Il suo yacht, che costa $500 miliardi, è alto 30 metri, lungo quasi 120, pesa 5.300 tonnellate, ha 3 piscine, 2 piste d'atterraggio per elicottero e un'area dedicata al golf, quindi è praticamente un palazzo che si muove. C'è già stato detto da parte delle forze dell'ordine che non sarà consentito avvicinarsi troppo, per cui potrebbe essere che ci saranno degli scontri. Per ora ti restituisco la linea. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Immagini che ci arrivano da Venezia, se possiamo continuare a mostrarvele, perché parlano di una città blindatissima per l'arrivo dell'ambasciatore americano, quindi seguiremo in evoluzione l'evoluzione degli eventi. Grazie davvero Filippo Fois. Ma Venezia in queste ore si sta preparando anche per un altro evento, anzi l'evento, i fuochi del Redentore, la festa del Redentore. Noi ci colleghiamo ancora una volta con Venezia, perché l'altra faccia di Venezia è rappresentata adesso dal nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo.
Buonasera Cristian, a te i nostri telespettatori del telegiornale, sono qui con Fabio Fariero che sta curando la parte tecnica. Fra qualche minuto verrà inaugurato e aperto questo ponte che adesso le immagini vi stanno facendo vedere. Stanno arrivando alla spicciolata tutti gli invitati, tutte le autorità che insieme al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e al Sindaco Simone Venturini taglieranno il nastro e così inizierà il pellegrinaggio della città verso il Redentore. Poi il solito classico discorso del Patriarca e delle autorità dalla scalinata della Basilica, un discorso carico di significati, quello che il Patriarca rivolgerà alle persone. Qui la situazione è molto calma, anche se c'è anche qui uno spiegamento imponente di forze dell'ordine, anche se come ogni anno, come ogni Redentore che si rispetti, le maestranze, gli operai hanno lavorato fino a pochi minuti fa. È stato collocato l'ultimo pezzo del ponte perché è una situazione anche delicata per la navigazione, per il trasporto pubblico. Un pomeriggio, quello di oggi, che vi racconteremo nelle prossime edizioni, ma che soprattutto così apre un po' quella che sarà la grande serata di domani, che Antenna 3 trasmetterà per la prima volta in diretta. Saremo dalle 20:10 per ovviamente accompagnare una serata fino allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in Bacino di San Marco, e anche poi alla fine per questa grandissima festa di popolo popolare. E quindi saremo collegati, invitiamo coloro che non potranno recarsi a Venezia ovviamente a seguirci con varie portazioni dai luoghi simbolo della città che vive la festa, da Palazzo Ducale a Giudecca, Piazza San Marco, proprio dalle imbarcazioni. Quindi sarà una serata che vivremo insieme in compagnia vostra. Se non hai domande dallo studio, Cristian, vi restituirei lineare 7 è previsto il taglio del nastro che seguiremo in diretta. Grazie Lorenzo, e noi saremo puntualmente da te all'inizio dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali, quindi siccome è ripetita Juvent, domani sera dalle 20:10 la lunga diretta di Antenna 3 dedicata alla festa del Redentore, una diretta che ci consentirà di raccontarvi al meglio l'atmosfera, il clima, numerosi collegamenti. Ci saranno tutti i colleghi della redazione di Venezia, giornalisti e tecnici, fino alla notte dei fuochi, 40 minuti con il naso all'insù per questa meraviglia. Qui vedete un assaggio. Parliamo adesso di una notizia che arriva da Verona. Il mondo del calcio piange la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che portò a vincere lo scudetto nel 1985. Per lui successi anche con Inter e Genoa. La morte all'ospedale Borgo Roma di Verona, dove era ricoverato a causa di una malattia neurodegenerativa. Le sue condizioni di salute generale si erano aggravate nell'ultimo periodo, richiedendo prima il ricovero ospedaliero e poi il trasferimento in una residenza assistenziale a San Giovanni Lupatoto. I funerali si terranno nei prossimi giorni a Verona. Profondo cordoglio dal mondo sportivo e politico per questa scomparsa, un pezzo di storia che se ne va. Questa è l'ultima notizia per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.